Il fronte su cui lavorare è fondamentalmente la prevenzione sui reati predatori. Questa è una terra con bellezze eccellenti, ricca, dinamica, quindi purtroppo dove c'è ricchezza c'è anche delinquenza, quindi reati predatori. Ecco, per cui l'impegno che posso prendermi oggi è quello di intensificare i servizi di prevenzione grazie alla collaborazione di 11 stazioni carabinieri alle dipendenze della compagnia. Lei crede molto nel contatto diretto con i cittadini, diceva prima che le pagine Facebook possono essere importanti, ma l'importante è chiamare. Esattamente, l'auspicio è quello di una collaborazione, di un'interazione continua con la comunità, e l'auspicio è quello che ciascuno in qualsiasi circostanza anche dubbia su atti prodromici alla commissione di un reato non indugino nel contattare immediatamente il 112, richiederne l'intervento, e questo ci può dare una grossa mano nel programma di prevenzione.